Quarta edizione della Festa dello Sport a Chiesina Montalese, la serata un po' a conclusione della 4 giorni di festa che ha visto protagoniste tutte le discipline di Pistoia, della provincia pistoiese. Sono stati toccati non solo gli sport maggiori come il calcio e come il basket, che ha raccolto così tanti successi in questo 2014, ma tutti quegli sport definiti a torto minori e che hanno raggiunto importanti risultati a livello nazionale e non solo. Un occhio di riguardo poi soprattutto per gli sport per i diversamente abili, perché vari sport, varie discipline che hanno sede nel comprensorio pistoiese hanno un occhio di riguardo per queste attività. Ci riferiamo a coloro che si adoperano affinché anche le persone diversamente abili possano comunque seguire la loro passione e il loro sport, quindi sì, un occhio di riguardo ai risultati, ma soprattutto una sottolineatura dell'impegno, del volontariato di coloro che si impegnano a far sì che lo sport possa primeggiare non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Tanta la partecipazione delle persone e anche dell'amministrazione pubblica, con vari riconoscimenti consegnati a tutti coloro che si sono distinti. Soddisfatti quindi anche gli organizzatori. L'appuntamento ormai è già per il prossimo anno, visto il successo di questa edizione, quindi non resta che sentire i vari interventi di tutti coloro che sono intervenuti, ricordando la soddisfazione espressa anche dal sindaco di Pistoia, che si è dimostrato soddisfatto e molto vicino alle varie vicissitudini sportive della sua città. Simona Pallini, dirigente dell'ufficio sport della provincia di Pistoia, oggi una festa per festeggiare appunto tutto lo sport pistoiese. Sì, è stata una bellissima festa, direi che è stata anche una festa molto esauriente sul piano proprio dei premi, perché sono state premiate tutte le eccellenze del nostro panorama agonistico e nello stesso tempo sono state premiate anche quegli esempi, quelle eccellenze appunto sul piano dello sport cosiddetto sociale. Sport sociale, perché l'ufficio sport ha particolarmente a cuore questo aspetto. Sì, noi abbiamo avuto a cuore anche lo sport agonistico, siamo stati partner importanti nell'organizzazione dei mondiali di ciclismo che si sono svolti recentemente in Toscana, ma insomma nei nostri 15 anni di attività abbiamo sempre buttato un occhio speciale allo sport cosiddetto, a me piace definirlo senza barriere, quello sport che significa integrazione, solidarietà. In particolare abbiamo privilegiato il discorso disabili, siamo insieme alla società Silvano Fedi, il principale ente che organizza il cosiddetto quarto traguardo, che è quella speciale tappa di 3 km all'interno dell'ultramaratona Pistoia Betone e che è dedicata ai portatori di handicap. Quest'anno ha avuto un grandissimo successo, 400 partenti, 20 associazioni sul territorio provinciale, quindi insomma un grande risultato dopo 13 anni. Sindaco di Pistoia Samuele Bertinelli, oggi la giornata, la serata per festeggiare lo sport pistoiese, che non vive solo di questi sport maggiori ma tanti sport cosiddetti minori che poi così minori non sono. Sì, esatto, è stato importante sottolineare proprio questa dimensione plurale delle esperienze sportive pistoiesi. Questo è stato un anno per Pistoia dal punto di vista sportivo letteralmente straordinario. Abbiamo ricordato gli straordinari risultati del basket, ai vertici del basket nazionale, la riconquistata dimensione professionistica del calcio pistoiese. Abbiamo però anche parlato dell'hockey su prato, abbiamo parlato del rugby, abbiamo parlato del movimento legato al nuoto, abbiamo parlato del ciclismo, abbiamo parlato del podismo, abbiamo parlato cioè di molte discipline ingiustamente considerate minori ma di grandissima tradizione, penso ancora alla scherma, alla ginnastica artistica, potremmo proseguire, che rappresentano autentici valori sportivi, di rispetto per l'avversario, di lealtà nella competizione, di duro lavoro per affermarsi con i risultati, perché i risultati quando sono importanti non sono mai figli del caso, ma vengono dalla disciplina, dal lavoro, dall'impegno. Anche questa è una lezione, nel senso che troppo spesso immaginiamo che le scorciatoie possano consentire affermazioni facili. Non è così. Questo anno sportivo rappresenta anche, la serata di stasera lo ha sottolineato adeguatamente, l'importanza di un lavoro volontario, gratuito, di
decine di società e di centinaia di persone, le quali per pura passione, per voglia di misurarsi con se stessi e con gli altri, gratuitamente si impegnano, in particolare con i più piccoli, con i più giovani, e qui sta, mi pare, anche il significato più autentico dell'impegno dell'istituzione. È stato ricordato anche dalla rappresentante dell'ufficio sport della provincia. Qui abbiamo avuto anche quest'anno tanti risultati legati alle discipline paralimpiche, il quarto traguardo della Pistoia Betone, abbiamo ricordato l'importanza del tennis club pistoiese, un impianto comunale aperto a tutte le disabilità, ai ragazzi in carrozzina. Alla fine mi pare che questa dimensione dello sport per tutti sia una dimensione autenticamente democratica, ciò di cui abbiamo bisogno non solo nello sport. La nostra è una trasmissione di ciclismo, è stato premiato anche Fabrizio Fabbri durante la serata. Pistoia ovviamente, memore anche dell'esperienza dei mondiali, il ciclismo è una delle discipline principali, tanto minore il ciclismo a Pistoia non è. Come si può aiutare ancora di più il ciclismo? Ma insomma, i mondiali di ciclismo sono stati una straordinaria vetrina, perché abbiamo vissuto un settembre di rilievo davvero internazionale. Il fatto che la prima cronometro femminile, la prima assoluta delle partenze del mondiale, sia stata da Piazza del Duomo a Pistoia non può non avere esaltato, sottolineato questa tradizione importante rappresentata da tanti atleti importanti. Stasera abbiamo giustamente riconosciuto con una sorta di ideale premio alla carriera l'esperienza di Fabbri, come giustamente è stato ricordato. Abbiamo anche un po' commuovendoci ricordato Franco Ballerini, diciamo molto legato ai nostri territori, al quale è stata dedicata idealmente l'esperienza dei mondiali di ciclismo toscani. I mondiali di ciclismo hanno rappresentato anche un'occasione di investimento a servizio di questo sport. Penso al fatto che prossimamente sarà inaugurata in Val di Nievo, nella dimensione provinciale, una struttura, il velodromo a Ponte Bugianese, che è figlia, diciamo, dell'investimento dei mondiali di ciclismo, ma penso anche più in generale all'impulso che quotidianamente le decine di società, anche qui, di atleti di tutte le età danno al territorio, diciamo, con uno sforzo che è uno sforzo volontario teso a rappresentare una dimensione pulita, etica dello sport. Mi piace anche sottolineare come a Pistoia si tenga il Memorial Bardelli in onore di un ciclista, Giampaolo Bardelli, fratello di Renzo Bardelli, che poi lo ha promosso, che è appunto dedicato alla dimensione del movimento antidoping per la legalità, per rappresentare i valori autentici appunto di quello che è uno degli sport più belli del mondo, il ciclismo, che però ha bisogno di recuperare, soprattutto nella sua dimensione professionistica, questa dimensione etica non dopata di risultati che derivano soltanto dalla fatica. Pistoia, mi pare, può dare un contributo anche in questa direzione. Tra i tanti premiati in questa serata, Fabrizio Fabbri per il mondo del ciclismo, una vita spesa per il mondo del ciclismo, e arrivano anche queste serate che danno anche la spinta per andare avanti. Sì, e poi devo dire che gratificano anche, perché io sono già tanti anni che ho smesso di correre, anche se ho fatto in seguito il tecnico, però ti dà dimostrazione che qualcosa hai lasciato, e nel ricordarsi che sei stato uno fra i protagonisti di questo magnifico sport, ti fa piacere essere o alla fiera di Mercatale o essere a Badia, insomma sentire la vicinanza e ti dà dimostrazione che veramente qualcosa nella vita e soprattutto nello sport hai fatto. Fabrizio Fabbri ancora ha molto da dare al mondo del ciclismo, diciamo adesso è in un periodo sabbatico, ma nel futuro niente è perduto. No, infatti il momento che passiamo in Italia, non solo in tutte le discipline sportive ma anche nell'economia, non è che aiuti, però io sono un testardo, non mollo e mi auguro che anche la classe politica e imprenditoriale lo faccia. Tengo duro e ho già in embrione un progetto ambizioso
se ci riesco penso di poter creare un gruppo veramente ottimo a livello inizialmente europeo, però non mettiamo mai dire mai, ecco. Gli organizzatori della serata, Marco Giacomelli e Armando Campagni, parliamo con Marco. Una serata riuscita sotto tutti i punti di vista. Sì, è riuscita, molte società che avevamo invitato hanno partecipato, sono venute e questo ci rende molto orgogliosi perché volevamo sì premiare e abbiamo creato anche una litografia per la serata come premio di questo, ce l'abbiamo messa tutta e c'erano tutte le società importanti pistoiesi che fanno sport sia da un punto di vista professionistico ma soprattutto anche tante società che fanno sport con i bambini, con le scuole, che promuovono lo sport come l'ufficio della provincia, cioè nel senso tanti soggetti che abbiamo donato loro un premio proprio perché sono gli animatori dello sport pistoiese, che ha avuto, come ha detto il sindaco, tanti successi nello scorso anno e speriamo che continui, perché lo sport è anche un modello di vita, come vivere meglio nella società. Lo possiamo già dare fin da adesso l'appuntamento all'anno prossimo? Ma certamente. Armando facciano di sì con la testa. Certamente, ormai questo è un appuntamento fisso che coinvolge tante persone del nostro circolo, nelle tante attività, e per fare una festa di 4 giorni come facciamo è tutto l'anno che ci si impegna per realizzarla, perché non è solo il vedere la serata riuscita come stasera, ma è cercare di creare le condizioni per fare le tante attività che si svolgono in questa festa. Raffaella Rosa Lorenzo, la pittrice, l'artista che ha ideato il premio che è stato consegnato a tutte le società, a tutti i vari sportivi di questa serata, descriviamole intanto. Allora, il premio è una corona che avete visto, rappresentata da un volo di farfalle. La farfalla è un elemento che mi identifica nel mio percorso artistico, rappresentata sia pittoricamente che scultureamente, nel senso che io ricavo dalle bottiglie di plastica delle farfalle, quindi dal PET delle farfalle. Questo è un progetto mio che ho presentato per la prima volta alla 54esima Biennale di Venezia nel 2011 e è un progetto che sto portando avanti con varie mostre, con vari messaggi. Diciamo che è intrinseca anche la poetica, perché parla di riciclo della materia e dello spirito, e c'è un collegamento molto stretto con la mia fede, quindi un volo verso Gesù tramite lo Spirito Santo. Dicevamo prima in sede di serata proprio questa rappresentazione è un po' sia una conferma dei risultati ottenuti ma anche un augurio per il prossimo anno per le varie società. Sì, certo, ho pensato a questo volo di corona come simbolismo di vittoria, ma anche un volo proiettato nel futuro, non solamente in questa annualità, ma in una crescita continua, no? Che sia data sia da dei risultati di vittoria piuttosto che comunque da partecipazione, ecco, dal numero anche di partecipanti a queste attività sportive. When everybody's stealing by dawn or